È un giorno qualunque, in una città italiana qualunque, in una casa qualunque. Elena, 9 anni, vive qui. Ha un padre, una madre e un fratellino. Elena ama andare in altalena, ma oggi non può andarci. Suo padre è tornato a casa. Vede che sua mamma ha paura. Anche Elena ha paura. Sa che adesso deve fare la brava. Elena si sente come ogni volta che sta per arrivare un temporale. E quando i fulmini iniziano a cadere, lei vorrebbe scomparire, come l'acqua da una vasca da bagno. Quando tutto è finito, Elena e il suo fratellino trovano la loro mamma in camera da letto. La madre stringe a sé i figli spaventati per cercare di calmarli. Il giorno seguente, dopo che il padre di Elena è andato al lavoro, sua mamma fa una telefonata e dice a Elena e al suo fratellino di prendere i loro pigiami e i giocattoli per la nanna e metterli nei loro zaini. Una volta fuori casa, la mamma chiama un taxi e chiede all'autista di accompagnarli al centro antiviolenza. Sembra un posto sicuro, pensa Elena. Quando arrivano, vengono accolti da un'operatrice gentile che offre loro dei panini e della cioccolata calda. Elena, sua madre e il suo fratellino possono parlare con le operatrici di qualsiasi cosa o possono anche semplicemente giocare. Elena pensa che questa sia una bella cosa. La storia di Elena è la storia di molte famiglie che vivono in Italia. Nella famiglia di Elena è suo padre ad agire violenza, ma nei contesti domestici l'abusante può essere anche un'altra persona cara. Elena, la mamma e il fratellino vengono accolti in una casa rifugio che offre una via d'uscita dalla tempesta. La casa rifugio è un luogo sicuro, come suggerisce il suo nome. Ha indirizzo segreto. È uno spazio per le donne e i loro figli e figlie, dove vivere libere dalla violenza e dove ricevere il sostegno necessario. La casa rifugio è gratuita per le donne e i minori. È un luogo in cui le donne sono supportate da operatrici adeguatamente formate e possono condividere gli spazi con altre donne sopravvissute alla violenza. Interrompere una relazione violenta è una scelta difficile, ma uscire dalla violenza si può. Per Elena, il suo fratellino e sua mamma, la casa rifugio è stata la porta per una vita più luminosa, libera e sicura. Non sei sola. Chiama il numero verde 800 81 46 81.